La parola del Signore ci face sentire di Jeu, figlio di Canani, quintri di base così. Ti hai tirato fuori dal pulvin e ti hai mettuto a chiaf dal mio popolo Israele. Ma tu hai voluto fare compagni di Jeroboam e tu hai fatto fare al mio popolo Israele petiaz che mi faceva venire sulla rabbia. Per la quale o scovarai via base la sua chiesa, o facerai diventare la tua chiesa identica di che di Jeroboam, figlio di Nebat. Quel da famiglia di base che murerà in città, lo mangeranno i tians, e quel che murerà a campagna, lo mangeranno gli uccelli dal cielo. Il resto della storia di base, dove ci si è fatto il suo valore, non è scritto dal libro dei annai dei re di Israele? Base scindurmi di via cui si è vons, e lo sotterrarono a Tirze. Impendi lui a regnare suo figlio Ele. Mediante il profeta Jeu, figlio di Canani, la parola del Signore arriva a Baase e alla sua chiesa. Non dome per tutto il male che aveva fatto nei confronti del Signore, facendolo invelegnare con le sue opere, compagni da chiesa di Jeroboam, ma anche perché aveva splantata che chiesa. Il 26 anno di Ase, re di Giuda, al diventare re di Israele a Tirze, Ele, figlio di Baase, per 2 anni. I suoi famiglia Zimri, sorrestando i mieci dei 7 anni, al faceva un complotto contro di lui. Biel che era a Tirze in chiesa di Arze, sorrestando al palazzo di Tirze e che beveva di inchiocasci, agli entrò Zimri, lo colpì a morte dal 27 anno di Ase, re di Giuda. Poi ha regnato al suo posto. Co al diventare re, appena sentato sulla senta reale, al frucià tutta la famiglia di Baase, senza sparagnante, neanche un maschio fra tutta la parentata e gli amici. Zimri al fiscà tutta la chiesa di Baase, secondo la parola che il Signore aveva detto contro di Baase, mediante dal profeta Jeu. Per tutti i peccati di Baase, perché di elle suo figlio, che aveva instriscinato anche Israele, facendo venire sulla rabbia al Signor Dio di Israele, per colpa dei loro ridui di nuia. Il resto della storia di Ele e duce che l'ha fatto, non è scritto al libro dei annai dei re di Israele? Dal 27 anno di Ase, re di Giuda, al diventare a Tirze Zimri, per 7 dici. Il popolo, in che volta, era accampato in faccia di Gibeton, che è dei Filisteos. Appena che la Inta sentì questa nuova, Zimri si è mettuto contro e ha coppato il re, tutto Israele al proclamare di Israele Omri, sorrestando i soldati, da stessa giornata e dal campamento. Omri e tutto Israele con lui a cessare in dissidia a Gibeton e all'Erin a bloccare Tirze. Quando Zimri al viodè che la città era chiappata, all'entrata forteccia dal palazzo reale, ed fu che al palazzo e al morì bruciato. E tutto, per colpa del peccato che aveva commettuto, facendo robe che dispiacciono al Signore, imitando il comportamento di Jeroboam e il peccato che aveva fatto fare a Israele. Il resto della storia di Zimri e la congiura che portava a fine, tutto questo non è scritto al libro dei annai dei re di Israele? Allora il popolo di Israele si dividè. Miec si buttarono con Tibni, figlio di Ginat, per metterlo re lui, e Miec con Omri. Ma il partito di Omri al vince su quel di Tibni, figlio di Ginat. Tibni al morì e Omri al diventare re. Dal 31 anno di Ase, re di Giuda, Omri al diventare re di Israele, per 12 anni. Al regnare 6 anni a Tirze. Poi dopo al comprare di Semmer la mon di Samaria, per 2 talenti da rint. Al fare su una città che da ur dal non di Semmer, paron da mont, la chiamà Samaria. Omri al fare che noi leva al Signore e al fo pies di tutti che prendi lui. Al imitare in tutto Jeroboam, figlio di Nebat, e i peccati che aveva fatto fare Israele, tirando a si mente il Signore, Dio di Israele, e tutto per i loro ridui di noi. Il resto della storia di Omri, tutti si è fatto il suo valore, non è scritto al libro dei annai dei re di Israele?
Omri scindurmi di via coi suoi vons e lo sotterrarono a Samaria. Impendi lui a regnare suo figlio Acab. Acab, figlio di Omri, al diventare re di Israele dal 38° anno di Asa, re di Giuda, e regnava 22 anni su Israele a Samaria. Acab, figlio di Omri, al fare robe che displacerono al Signore e al fare pies di ducché davanti di lui. Non doma al scimmiotai pecchiati di Jeroboam, figlio di Nebat, ma al ciolè par femmina Jezabel, figlia di Etbal, re dei Sidonei, e si mette ad adorare Baal e a buttarsi in genoglone davanti di lui. I mette un altare al tempio di Baal che aveva fatto a Samaria. Acab al mettente il pal sacral e al facente moati sporcarias, sticciante il Signor Dio di Israele, più di tutti i resti di Israele che avevano stato prima di lui. So di lui, Chiel di Betel, al tornava su Geric, appresi dal soprin figlio Abiram al buttare le sfonde, e appresi dall'ultimo figlio Segub al fare le portas, secondo la parola che il Signore aveva detto a Miec di Giosuè, figlio di Nun.